Questa non è una premessa né un'introduzione. È il racconto fin da adesso. Se lo preferite, considerate tutto quanto leggerete d'ora in avanti come una missiva rivolta appunto a chi poserà gli occhi su queste pagine. È il nome che portano, a volte, a trascinare gli uomini lungo le strade tortuose che percorrono il loro destino. Nessuno ha saputo spiegargli di preciso perché accada. Forse il vento o la luna. Il futuro del libro in senso generale non è il massimo, perché purtroppo con l'invenzione del telefonino queste cose si cancella molto, però la cultura sta crescendo, almeno da quello che noi abbiamo iniziato. Guardi che noi è il quinto anno che gestiamo ogni fine mese questo passaggio, cioè al sabato e alla domenica di ogni fine mese, la mostra del libro. È una continua crescita, è un successo veramente importante da questo punto di vista. E quindi ci fa sperare che la lettura, anche variegata naturalmente, non solo estremamente culturale e ricercata, ma è interessante, si sta muovendo, almeno dalle nostre parti, nella città di Vittoria. Una iniziativa come quella organizzata dall'associazione Seneda questa sera con Paola Calebra, Aldo Bianchi e tutte le persone che sono dedicate a questo premio, io credo che queste occasioni dove ogni piccola realtà cerca di valorizzare il libro, dove cerca di valorizzare le culture locali siano importanti, perché sono radicate sul territorio e quindi vanno proprio ad attecchire lì dove ci si può incontrare, conoscendoci direttamente, dove il libro è un po' di casa, di fatto in maniera molto più intima, molto più colloquiale, al di là di quelli che possono essere i grandi saloni. Ecco, si tratta di un gruppo che non è la maggior parte degli insegnanti, ma un gruppo molto forte, molto impegnato, che fa sì che questo mondo dell'illustrazione e il libro illustrato sia sempre letto e i libri vengano acquistati, anche se la maggior parte dei libri sono fatte da piccole case editrici.